chiusura e come sempre dedichiamo uno spazio ad un autore. Questa sera abbiamo con noi Biagio Giunta che ci porta un racconto breve, può stare tranquillamente seduto, prego. Un racconto breve che si intitola Non lo so, è un libricino molto grazioso con le illustrazioni di Fabio Balotta ed una prefazione, un'introduzione di una donna e autrice straordinaria che è Rosa Gazzara Siciliano. È un racconto che nasce da cosa? Da cosa nasce questo titolo? Non lo so. Dunque, questo non è un mio racconto, ma è un sogno perfetto. L'ho sognato negli anni all'inizio del 2000. L'ho memorizzato, non so come, però è così. Nel 2003, mentre ero ricoverato al Policlinico, è venuto in mente, dalla mente, di metterlo su carta. E man mano che lo mettevo su carta, mi sembrava assurdo a me che io avessi potuto scrivere una cosa del genere. Nella mia stanza c'era, speriamo che ci sia ancora, il signor Torre, un scrittore anche lui, che quando ho messo scritto il pensiero su carta, l'ha letto e mi ha detto: ma mi prende in giro? Io ho detto: no, signor Torre, è un sogno che ho trascritto, è troppo perfetto. A distanza di tantissimi anni, 20 anni e più, l'anno scorso ho detto: voglio scriverlo per le mie nipotine, per i miei figli, a ricordo di me. L'editrice, per sua bontà, dice: no, lo facciamo e lo pubblichiamo, 500 copie. Io volevo fare, ricordate quei libricini di fiabe su cartoncini per i ragazzi illustrati delle scuole? Avevo quel pensiero. L'editrice mi ha proibito, nel senso di dire no, perché è un racconto triste. C'è la fine, però prima della fine c'è qualcosa che solo Dio potrà capire. È un racconto triste, però c'è sempre una nota positiva, cioè bisogna sempre avere qualcuno accanto a cui appoggiarci per affrontare anche le cose brutte della vita. Se lei mi permette, io desidero ringraziare appunto la signora Gazzara, Rosa Gazzara Siciliano, che mi onoro di esserle amico. L'ho definita, l'ho nominata la mia maestra sia di vita che di tutto quello, perché lei mi ha sempre aiutato. Tra l'altro la Rosa Gazzara Siciliana in questo momento ha 96 anni e continua 95, a essere vulcanica e straordinaria, come sempre. Sì. Come sempre. Moglie del professore Gazzara. Sì. Io ringrazio tutti i miei ospiti per essere stati qui con noi questa sera. Ringrazio Biagio Giunta, che si è meritato gli applausi dei nostri ospiti. Grazie, e ringrazio Francesco Giuliano per essere tornato a trovarci. Io vi do appuntamento come di consueto al prossimo venerdì. Voi continuate a seguirci qui su TCF. Una buona serata.